Il primo pullman di profughi in fuga dalla guerra in Ucraina è arrivato in Italia attraverso la frontiera vicino a Trieste e dopo il Friuli Venezia Giulia il Veneto è geograficamente in prima linea nell'accoglienza, ma al momento i flussi rimangono ancora contenuti. In tutta la regione si contano diverse centinaia di arrivi, prevalentemente donne e bambini, per ricongiungimenti familiari con chi abita qui. E vanno a prendere i loro parenti, i loro amici, i loro familiari, vanno a prenderseli ai confini con questi paesi, quindi con la Romania, con la Polonia e con l'Ungheria. Non fanno alcuna comunicazione alle forze dell'ordine, alle prefetture o ad altre istituzioni e, diciamo così, si arrangiano per conto loro. Organizzano questi pullman, questi pulmini, anche macchine private con le quali prelevano questi parenti al confine, appena superato il confine ucraino, e li ospitano in strutture a cura e spese loro. Uomini, a parte qualche anziano, non se ne vedono. La scelta è quasi sempre di restare in Ucraina per offrire il proprio contributo alla difesa del paese. Quello che stiamo facendo noi è di cercare di capire queste persone dove vanno a finire, da chi sono ospitate, come vengono ospitate, per essere in grado poi di verificare le condizioni sanitarie di queste persone, perché la cosa che ci preoccupa di più è la presenza di persone che potrebbero essere positive al Covid. Le prefetture del Veneto si stanno comunque già muovendo in collaborazione con i comuni per garantire degli spazi adeguati all'accoglienza nel caso si dovessero aprire dei corridoi umanitari d'intesa con l'Unione Europea, un sistema di accoglienza già sperimentato in altre crisi internazionali, pronto ad essere riattivato.